Grazie mille Don Luigi di essere con noi. È importante esserci, insomma per tutti, anche per me, devo dire, come moderatore, venire a conoscenza, approfondire anche l'esperienza emotiva che può essere, no? Avvicinarsi a vicende di questo genere. Insomma, hai un'esperienza, mi permetto di darti del tu se posso. Grazie mille. Hai un'esperienza pluriennale, cioè a proposito di questi temi, quali sono gli elementi più dolorosi delle vicende che hai conosciuto? Io ho cominciato, sono un veneto, sono nato a Pieve di Cadore, provincia di Belluno, immigrato a Torino a 5 anni e lì la mia storia comincia lì. A 17 anni c'è un incontro che cambia la vita e andavo a scuola e a 20 anni nasce il gruppo Abele dove continuo a vivere, coi poveri, con gli ultimi, con le situazioni di marginalità, di fragilità. Uno dei grandi impegni è stato quello oggi ancora più grave, delle dipendenze, nelle sue varie forme, ma 2 mesi prima della strage di Capaci io ero con Giovanni Falcone a Gorizia, dove c'era un corso per la Polizia di Stato sul tema delle dipendenze, la droga. In quegli anni se ne parlava tanto, c'era prevenzione, c'era una corretta informazione anche nelle scuole. Ora che il problema è ancora più grave, più diffuso, con forme, modalità, volti, storie diverse, c'è una sottovalutazione non indifferente. Anche un depotenziamento di alcuni servizi e di alcuni investimenti. E anche in questo, no? Le mafie hanno un Le ruolo mafie, le mafie prospero è uno dei loro totalmente. pilastri, è uno dei loro pilastri di guadagno, non è l'unico, ma è uno dei pilastri molto molto importante e non è un caso che loro hanno abbassato molto i prezzi delle sostanze. Sono stati anche intercettati dei mafiosi che dicevano così catturiamo più persone, così tutto mercificato in questo Certo. senso. Ecco lì con l'incontro con Falcone, lui era al Ministero e aveva portato la sua esperienza di contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose, un'esperienza forte, attenta, puntuale come lui era, e poi gli ho spiegato quel meccanismo di una legge con cui si era lottata per averla. A me l'accoglienza, la prevenzione, l'accoglienza delle famiglie, dei ragazzi. Ci siamo salutati al termine di quella giornata di formazione perché l'aggiornamento, lo studio e la formazione è importante per tutti, per tutti. Ci siamo lasciati al termine di quella giornata dandoci un appuntamento a Roma durante la settimana o qualche volta fine settimana a Palermo, un appuntamento che io per un caffè, che io e Giovanni Falcone non abbiamo mai più preso. Ma quel sabato 23 maggio 1992 io ero in Sicilia a tenere un corso di formazione degli insegnanti delle scuole sul tema delle dipendenze. Allora uno si ferma, si interroga, si guarda dentro, era il giorno della strage di Capaci. I segni nella vita sono importanti perché 57 giorni dopo io ero a Palermo. È lì che nasce un'idea che parte da delle parole che mi avevano già colpito di un sacerdote, siamo nel 1900, Don Luigi Sturzo, sacerdote Don Luigi Sturzo, un intellettuale, fonderà un movimento popolare, eccetera, eccetera, quando nel 1900 disse la mafia è piedi in Sicilia, ma la testa forse a Roma, e aggiunse una drammatica profezia, perché Don Sturzo disse risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord fino per andare oltre le Alpi. Così è. È la storia di oggi. Ecco, allora lì nasce un mettere insieme forze, energie di persone e quindi nasce un'associazione di associazioni che si chiama Libera, che oggi la trovo in Europa, la trovo in America Latina, la trovo in Africa. Le mafie si sono globalizzate, è necessario che si assuma un ruolo anche della cosiddetta società civile. E mi ha fatto molto piacere il bravo magistrato Cherchi
della Direzione Distrettuale Antimafia, qui che lancia un allarme nel Veneto, un bravo procuratore, quando ha detto, l'ha dichiarato in modo molto equilibrato, molto competente, a cui dobbiamo gratitudine a queste istituzioni. Quando ha detto presenza radicata di criminalità organizzata in ogni settore imprenditoriale. E quando ho sottolineato sono presenti praticamente ovunque, dall'edilizia allo smaltimento dei rifiuti, attività imprenditoriali più complesse e organizzate, ma quello che mi tocca da vicino, quando lui dice scarsa attenzione culturale e mancata presa di coscienza reale della società civile. E questo credo che sia importante fare nostro questo input, perché io lo dico sempre, lo voglio ripetere qui questa sera, che dobbiamo sottolineare la sacralità delle istituzioni. Le istituzioni sono sacre. Allora penso alle forze di polizia, qui presenti, che rappresentano questa sacralità delle istituzioni, la magistratura, la sacralità delle istituzioni. Questa mattina eravamo a Spinea, dove una sala strapiena di cittadini, eccetera, che vogliono reagire per fare la loro parte rispetto dei fatti che sono successi. Penso, dicevo, quella sacralità delle istituzioni, di quell'amministrazione, gli amministratori, la politica. Dobbiamo diventare capaci un po' tutti di distinguere tra la sacralità delle istituzioni e chi le gestisce e chi le governa. E la stragrande maggioranza delle persone che nelle nostre istituzioni sono persone che vivono il loro impegno per il bene comune, vivono il loro impegno nella dimensione etica del loro servizio. Ci sono alcune persone, però fanno più chiasso, poi fanno più rumore, fanno più notizia quando vengono individuate, che non sono degne di rappresentare le nostre istituzioni. Ma io difendo e dobbiamo educarci, ed educare soprattutto anche i ragazzi a non generalizzare, a non semplificare, a cogliere il valore, l'importanza, la bellezza di quanti fanno onore nel nostro paese. E lo penso pensando proprio a Falcone, che a quell'appuntamento, quel caffè non l'abbiamo mai più preso insieme. Ma quei segni che vengono, perché eravamo anche lì, per un lavoro che stavamo facendo per l'Unione Europea, proprio a Palermo, con delle realtà di Palermo, per il mondo della scuola sul problema della droga in quegli anni, lì nasce un'idea di mettere insieme delle forze nel nostro paese. Associazioni, movimenti, cittadini. Questo è importante e fondamentale. Un ruolo che non si può sempre pensare che tocca alle istituzioni che sono chiamate a fare la loro parte. Ma ci sarà una parte che tocca anche a noi come cittadini. E ha ragione Cherchi, il magistrato, che dice e denuncia che c'è questa sofferenza, c'è questa mancanza, che però è anche, attenzione, è anche documentata. Noi con dei bravi ricercatori ogni anno sondiamo lo stato della testa della gente nel paese. Con Ivo Diamanti c'è questa ricerca che Libera fa. La fa con quelle antenne anche presenti sul territorio. E negli ultimi tempi cosa emerge con forza che deve scuoterci un pochettino di più tutti? Emerge un dato, che oggi a fare la differenza in Italia è l'indifferenza. E si è passati sempre di più dal crimine organizzato mafioso nella testa della stragrande maggioranza delle persone al crimine normalizzato. È diventato uno dei tanti problemi. Siccome c'è meno sangue, ci sono meno attentati, non c'è più Capaci, via D'Amelio, no? Quello che è stato, e poi l'anno successivo, che è quest'anno, no? In quelle due chiese di Roma, San Giovanni Laterano, San Giorgio Velabro, gli esplosivi, poi Firenze, poi Milano, che hanno perso la vita a tre vigili del fuoco,
uno della municipalità e un signore che era sulla panchina, siccome c'è meno di questa violenza che appare, eccetera, allora è crollata la situazione, è crollata, è diventata una delle tante cose. E invece è qui, chi rappresenta queste istituzioni hanno titolo, hanno la competenza, hanno la professionalità per dire che le mafie sono forti, le mafie sono veramente forti, sono veramente forti. Allora qui si apre un problema molto serio, il problema sul quale noi dobbiamo interrogarci, anche per non dimenticarci, primo, il grande lavoro che è stato fatto. Io credo che sia un dovere in tutte le realtà, no? Educarci, ed educare a cogliere le cose positive che ci sono, perché ci sono. Molte non fanno chiasso, non fanno rumore. Dobbiamo educarci, educare, accompagnare anche i più giovani a cogliere le cose positive che ci sono in tutti i contesti e in tutti i territori. Perché dà un degno segno di positività, di speranza, perché ci sono delle cose belle che non fanno rumore, non fanno notizia, ma ci sono. Cogliere il positivo, ma nello stesso tempo anche far emergere le negatività. Ma anche non dimenticarci che le mafie al nord, per piacere, arrivano da lontano. 1982. Viene ucciso Carlo Alberto Della Chiesa, che era diventato da generale dei Carabinieri, lotta contro il terrorismo, grande generale dei Carabinieri, prefetto di Palermo per 4 mesi, poi ucciso insieme alla sua compagna. Ebbene, 82. In quell'anno viene ucciso anche Pio La Torre, a cui si deve quella legge Rognoni-La Torre. Guardate, il governo, Rognoni, ministro degli interni, che firma il governo, che bello, il governo che firma con le forze politiche che avevano presentato quel disegno, no, sarà quello che poi stabilirà i reati di stampo mafioso e l'intuizione della confisca. Pio La Torre non la vedrà, non vedrà il suo sogno perché viene ucciso 4 mesi prima. Ma 1982, non dimenticatelo mai, ad Aosta, ho detto Aosta, confine della Francia, c'è l'autobomba per il magistrato. Ma siccome non muore, non se ne parla. L'anno dopo a Torino viene ucciso il procuratore della Repubblica, Bruno Caccia. La presenza mafiosa al nord c'era già. Loro c'erano già. E allora sono alcuni fatti che hanno determinato quella tensione, no, quella prendere coscienza di un problema. Oggi sono più forti. Nonostante il sacrificio, l'impegno, il grande lavoro che quotidianamente da alcuni segmenti lo vediamo, le grandi operazioni che vengono fatte, con il rischio anche di una assuefazione dell'informazione, no? Perché non posso dimenticare una delle più grandi operazioni che sono state fatte 2 mesi fa dalla Procura di Reggio Calabria a livello internazionale. Le notizie che sono arrivate in altre parti d'Italia sono pochissime, quasi pochissime. A volte si danno informazioni, ma c'è un grande lavoro che viene fatto, che dà dignità, ma che diventa importante anche per dare dei segni forti e importanti anche alle coscienze delle persone della gravità di un problema che c'è. Oggi loro sono forti, loro sono ormai su un piano più alto. Restano le forme più arcaiche legate ai territori, le forme tradizionali come tutti ben sanno. Ma i grandi boss sono diventati i manager, sono diventati gli imprenditori. No, viaggiano su altri piani. No, loro hanno creato anche alleanze tra di loro. Usano le nuove tecnologie. No, vivono veramente su dimensioni molto importanti, strategici, che sono molto globalizzati. E allora non dimentichiamo una cosa, che l'ultima mafia è sempre la penultima. Perché la storia ce l'ha consegnato, parliamo delle grandi organizzazioni, la storia ci ha insegnato che l'ultima mafia è sempre la penultima. Perché nel codice genetico mafioso ci sta un imperativo, rigenerarsi. Ecco, allora il problema è nostro.
che noi dobbiamo rigenerarci, che noi dobbiamo sentire di valorizzare le cose che vengono fatte, le cose positive, la collaborazione con le istituzioni se fanno le cose giuste, essere una spina propositiva al fianco se non fanno quello che fanno, che devono essere fatto. Però noi dobbiamo metterci in gioco, perché se non viene fatto questo non ne usciremo fuori. Allora dobbiamo decidere una cosa. Vi prego, dobbiamo decidere una cosa. Nel nostro paese, perché noi amiamo il nostro paese che è l'Italia, è in un atto d'amore che dobbiamo sentire che uno di questi problemi, la mafia è un problema serio, grave, che vuol dire droga, che vuol dire usura, che vuol dire gioco d'azzardo, che vuol dire ecomafie, vuol dire acromafie, vuol dire tante filiere, come ci viene ricordato. Dobbiamo decidere una cosa: se di fronte al male vogliamo sempre solo occuparci del sintomo o andare alla radice, a estirpare la radice. Ecco, Don Luigi, grazie mille di questa cosa, però io le chiedo un po' di speranza, nel senso, quello che mi viene spesso di pensare è, insomma, in fin dei conti io non conosco mafiosi, cioè, e sono sinceramente e personalmente convinto che la gran parte delle persone statisticamente che vive in questo mondo tendenzialmente è onesta. No? Cioè, avremmo numericamente in teoria la forza per arginare ed eventualmente sconfiggere questi fenomeni di violenza e di brutalità, insomma. Sì, È se possibile ci diamo, questo? Come ma possiamo certo fare? che è possibile, bisogna darci una mossa, bisogna darci una mossa a tutti. Solo così è possibile. Ha ragione, guarda, ti porto solo, è di 3 giorni fa, o 4 se non sbaglio. Le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella nello stesso giorno di Papa Francesco. Non si erano parlati loro due, ma in due momenti completamente diversi. No, due autorevoli figure importanti nella nostra storia. Quando Sergio Mattarella, a tutti gli imprenditori presenti, dice: no al capitalismo di rapina, sia un'economia sana che aiuta la democrazia. Papa Francesco, dall'altra parte, dice: il cristiano si sporchi le mani nelle grandi questioni sociali. Tutti e due denunciano una situazione, con ruoli diversi vogliono stimolare noi. E Papa Francesco, non a caso, un giorno ha detto: io ci lavoro un po' con lui, ho questo privilegio per me, piccolo, su certi temi, di avere trovato un riferimento, perché lui ha voluto aprire proprio in Vaticano un gruppo di lavoro sulla corruzione e sulle mafie. La Chiesa che mette testa anche rispetto a questo. E quando Papa Francesco dice: dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia. Invece noi, ecco, allora siamo chiamati tutti a metterci in gioco. C'è un ruolo che ci appartiene a tutti. Allora ci sono delle cose belle, importanti, positive, ma sono troppo piccole rispetto alla situazione molto più ampia che ci travolge. C'è bisogno di cittadini che si mettono di più in gioco, perché, ecco, finché non ci sarà una presa di coscienza collettiva, non è un caso che l'ordine proprio degli ingegneri vuole riflettere al suo interno di tutto questo. Non è un caso che gli fa onore e che mi permette di dire una cosa, che io quando gli ordini professionali ti chiamano perché firmano i codici etici, sai, io dico sempre che non voglio assolutamente sentire parlare dell'etica nella professione, ma di etica come professione. Perché l'etica deve essere l'anima, quella che è lo sfondo di ogni progetto, dei nostri comportamenti, del nostro percorso, come ci è stato ricordato. E ti devo anche dire come è stato importante per tutti noi la meraviglia di 4 pilastri che la società civile deve sentire sua.
Il primo, la dimensione della cultura. Estirpare il male alla radice è una grande sfida culturale, è una sfida educativa. Allora il problema dell'educare, che è fondamentale, che coinvolge la famiglia in primo luogo, c'è un ruolo della scuola, ma il sogno è che deve diventare la città educativa. Non si può lasciare solo lì, ma tutti dobbiamo sentire questa preoccupazione. Tutte le agenzie sui territori devono entrare dentro un percorso, in una visione della dimensione educativa che accompagna le varie fasce di crescita dei nostri ragazzi. È la cultura che dà le sveglie delle coscienze. E tu capisci che questa è una dimensione importante, importante. Come diventa importante una risposta meticcia. La risposta meticcia vuol dire che lo sport, non quello dei miliardari, ma quello che dico, che rende e moltiplica le presenze nei vari territori del paese accessibile, perché socializza, perché aiuta a rispettare delle regole, perché diventa un punto di riferimento di crescita per i nostri ragazzi. Così il teatro ben fatto, quando porta di contenuti. Quel cinema, non quello che insegna a sparare e che mitizza i boss, ma quello che dà una dimensione anche culturale educativa, che ti stimola a impegnarti. La danza, il cinema, il teatro, tutti questi elementi, dove vengono applicati, portano il loro contributo. Ma qui c'è un problema. Noi siamo agli ultimi posti in Europa per la povertà, l'ultimo posto, per la povertà educativa. E nonostante la generosità e l'impegno di migliaia e migliaia di professori, insegnanti, maestri, abbiamo una dispersione scolastica impressionante, agli ultimi posti in Europa. E allora è la situazione del precariato nel mondo giovanile e nel mondo delle donne. Le situazioni del precariato sono le più esposte, ragazzi, donne. E quindi bisogna fermarsi, collaborare, metterci in gioco, chiedere ciò che è giusto negli interventi. Ci saranno delle priorità in questo paese negli investimenti economici, quando abbiamo 6 milioni di povertà assoluta. Io non voglio semplificare, ma ci saranno delle priorità di scelte. Lo so che non è semplice, lo so che non è facile, ma bisogna, siamo disposti tutti a metterci in gioco. Allora il grande pilastro è la cultura, è l'educazione, l'altro grande pilastro sono le politiche sociali, cominciando dal lavoro. Quanto lavoro precario c'è in questo momento? Anche lavoro schiavo, anche lavoro nero, anche un lavoro che non garantiscono a volte con il loro stipendio il mantenimento di famiglia. C'è una lettura ampia che voi mi insegnate perché lo vivete nelle vostre professioni, nel servizio tutti i giorni. Allora ci sono delle strade che devono essere portate avanti. E per noi il terzo pilastro è stato quando abbiamo raccolto milioni di firme, quindi dal basso, quindi cittadini. Allora è anche possibile questo. Perché cosa? Perché quel sogno di Pio La Torre, la parte della confisca non si era realizzata. E allora c'era una petizione, 1 milione di firme raccolte in Italia, anche qui nel nostro Veneto. Per che cosa? Per una legge, per migliorare quel meccanismo, la confisca dei beni, e abbiamo aggiunto l'uso sociale. 1 milione di firme, dal basso. Poi è toccato al Parlamento votarla. Era in extremis perché era caduto un governo, stava tutto per finire. E io ricordo, si poteva andare solo in legislativa. Il voto della commissione valeva se tutti i capigruppo erano d'accordo. Valeva il voto dell'aula. Io mi ricordo, a volte anche con mal di pancia, essere andato al Senato a tutti i capogruppi a chiedere: fate uno sforzo. Mancano 72 ore, si chiuderà per sempre, bisognerà poi ricominciare da capo. E c'è stato
Dimmi in mente una persona che dice no, il problema noi abbiamo dalle nostre parti, il problema è più Tangentopoli, non la mafia è un'altra cosa, ma poi ci aveva ripensato anche lui nella notte e l'indomani, grazie anche a quella sensibilità di forze diverse. Ma che bello quando poi su alcuni punti si uniscono insieme e si elabora un meccanismo legislativo al servizio di tutti. Oggi c'è una legge per la confisca e l'uso sociale, che ha ancora delle lacune, c'è ancora alcuni ritardi, ma certamente c'è. E che dimostrare che è possibile sottrarre i patrimoni in mano ai criminali mafiosi e restituirli all'uso sociale, per il bene comune, per la società. Questo è lo schiaffo che si dà alla mafia, perché sono disposti a tutti, ma non vedersi portare via i soldi e quelle proprietà che hanno gestito, acquistato, spesso anche con il sangue, con la morte delle persone. Ecco, per noi è importante questo. Come è stato importante mettere insieme i familiari delle vittime della violenza criminale e mafiosa. Ma voi capite, qui c'è un onorevole, grazie che sei qui, ma tu lo sai molto bene, ti pare possibile che ci sia un meccanismo legislativo che riconosce ai familiari delle vittime innocenti della mafia fino a una certa data, quelli del prima del 61 non vengono riconosciuti? Ma perché? Anche lì c'è le ferite, il dolore, magari un po' più lontano. Ci sono a volte delle cose che non si sono capite, no, che hanno bisogno di essere riviste, perché quei familiari, no, rappresentano tutti quei volti, quelle storie, che noi, allora è nata la giornata della memoria dell'impegno, per ricordarli tutti, tutti con la stessa dignità, con la stessa forza, perché quel dolore in quelle famiglie è uguale per tutti. Poi certo abbiamo delle persone che hanno fatto la storia del nostro paese, a cui va stima, riconoscenza e che va un'attenzione che viene celebrata, ma che non diventino solo celebrazione, eventi, perché la memoria deve essere una memoria viva, che si traduce tutti i giorni in responsabilità e in impegno, che non diventino solo delle cose così perché non funzionano. Diventa la retorica della memoria, diventa eccetera. Ma le mafie venivano intercettate. E cosa dicevano? Ma questa legge funziona sulla confisca. Andiamo a investire all'estero. Allora cosa abbiamo fatto? Per 5 anni siamo stati al Parlamento europeo con le associazioni che abbiamo messo insieme in Europa per chiedere la direttiva europea. E la direttiva europea del 2014 è arrivata, è una direttiva, ma anche lì dal basso. Ma perché c'è un ruolo che ci chiama in gioco tutti? Ecco, mi ha fatto piacere, io sono una piccola cosa, sai, rappresento un noi. Non è venuto qui Luigi Ciotti, io rappresento un noi, fatto di persone, di realtà, con i limiti, le fatiche, gli errori, ma anche con la voglia di mettere insieme cittadini, associazioni, movimenti. E quando vedi che sono migliaia, perché in questa rete tu trovi dall'Azione Cattolica Italiana, agli Scout della Gesci, alla Cingei, che è il movimento scout dei laici, a movimenti laici che è Lega Ambiente, che è l'Arci, trovi il Centro Sportivo Italiano, trovi la WISP, trovi la Conferenza Episcopale Italiana, che dall'8 per 1000 lei mette dei soldi per dare una mano a quello che stiamo facendo già da alcuni anni, a dare una mano alle donne che dicono basta alle organizzazioni criminali mafiose. E guardate che c'è una rivoluzione delle donne. C'è una rivoluzione delle donne. Le donne ancora una volta lasciano un segno stupendo della vita. Per quello che mi riguarda, ai piedi della croce, in un momento drammatico, gli apostoli si erano dati a gambe. Solo le donne. E sono tante adesso le donne
in quei progetti che si portano avanti per amore viscerale verso i figli, ma molte sono stanche di quelle mafie che hanno confiscato anche la loro vita, che si ribellano, che dicono basta. Alcune noi verifichiamo sempre con le prefetture, con le questure, se quelli che chiedono una mano hanno le condizioni. A volte non hanno elementi necessari per certe cose, ma loro vogliono dire basta, appartengono a quel familismo, a quei contesti. Però bisogna proteggerle, bisogna a volte nasconderle. Non chiedono soldi e non chiedono lavoro, vogliono andare a lavorare loro. Vogliono guadagnarsi la pagnotta loro. Non chiedono nulla da quel punto di vista allo Stato. Sono ormai decine e decine. E a questo protocollo l'hanno firmato tutti i ministeri. Peccato che non ci hanno messo una lira per aiutare i percorsi. Ce l'ha messi solo la Conferenza Episcopale Italiana. Ma tutti i ministeri hanno firmato il protocollo. Dagli interni alla giustizia, quello delle pari opportunità che c'era, quello della famiglia, tutti. Perché tutti sentono l'importanza di unire delle forze per aprire dei varchi nuovi, perché ci sono donne, alcune prendono il posto di mariti magari in carcere e prendono l'organizzazione in mano loro, ma sono poche. Oggi ce ne sono tante che chiedono una mano. E allora con le giuste verifiche, con i giusti percorsi, no, le stiamo nascondendo, perché loro le cercano. E allora bisogna trovare un meccanismo. Che cosa chiedono? Un articolo, il cambiamento anagrafico, che possono iscrivere i loro figli a scuola senza che vengano rintracciati, che possono andare a lavorare senza essere rintracciati in un certo modo. Chiedono questo. Chiediamo questo insieme a quei magistrati, a quelle persone con cui si sta costruendo. E per noi è stato molto importante un'altra cosa. Da oltre 13 anni. La giustizia minorile. Sono ragazzi, hanno sbagliato e devono rispondere. La pacca terapia non ha mai servito a nessuno, sapete. Quelli che dicono sono ragazzini, colpa del sistema, colpa della società. No. È un atto d'amore educare le persone ad assumersi le loro parti di responsabilità. E se hai commesso dei reati devi rendere conto e qualcuno deve darti una mano a prendere coscienza di quello che hai fatto, del male che hai fatto agli altri e hai fatto a te. Ma sono ragazzi. E allora la giustizia minorile ha dei percorsi per l'area penale, la messa in prova, eccetera. Sono 13 anni che con la giustizia minorile del nostro paese, libera, porta avanti dei percorsi, dalla Locride al Trentino Alto Adige, dalla Valle d'Aosta alla provincia di Trapani. Sono centinaia dei ragazzi che hanno commesso questi reati, che hanno dovuto scontare la loro pena, che vengono accompagnati a vivere altri tipi di esperienze, di conoscere che ci sono altre opportunità nella vita, a rompere con certi circuiti, eccetera. E devo dire che anche questa dimensione ha bisogno. E sono la dimostrazione che si aprono varchi nuovi, visioni nuove, no? In tutti gli ambiti, ognuno fa la propria parte. Tu pensa che noi, con la Polizia di Stato, abbiamo un protocollo. L'abbiamo con l'Arma dei Carabinieri, già da 13-14 anni, non solo. Ma l'Arma dei Carabinieri ha distaccato una carabiniera che è la coordinatrice di Libera nella città di Milano. Una carabiniera. Come si trovano i modi, le collaborazioni tra istituzioni che dicono, cerchiamo di mettere insieme ognuno il proprio ruolo, le proprie competenze. Allora è possibile. E quando noi facciamo tantissimi campi estivi con i ragazzi dei territori più difficili, in quelle zone scomode, dove loro ascoltano le testimonianze dei familiari, di quegli imprenditori che si sono messi in gioco, conoscono la cultura, i cibi, le tradizioni, le belle cose. Sono migliaia in tutta l'estate che fanno questo, sono migliaia.
i nostri ragazzi, se trovano dei punti veri, coerenti, credibili, ci sono. Non è vero che non ci sono. Don Luigi, mi permette una domanda? Noi, stavo pensando a me come professionista, sono un giornalista, gli ingegneri, cioè la società civile di questi territori, cosa può fare per aiutare voi e per essere partecipe, cioè attore attivo di questo processo di arginamento, se vogliamo, dei fenomeni criminosi organizzati? Beh, prenderne coscienza È già un primo è la passo. cosa più importante, Certo. non vivere di informazioni di seconda mano per sentito dire. La conoscenza è fondamentale, perché la conoscenza fa scattare la consapevolezza. E la consapevolezza graffia nella coscienza e ti invita ad assumerti una parte di responsabilità. Non è che tutti siamo chiamati a fare tutto, ma certamente prendere coscienza diventa importante, perché allora tu trasmetti, tutti di voi sono padri, madri, c'è un trasmettere una certa attenzione, dare certi stimoli, creare certi percorsi. E se c'è una consapevolezza e ti assumi questa responsabilità, ti direbbe che cosa posso fare io? E qui c'è un ordine, c'è l'ordine degli ingegneri, no? Ebbene, allora è quello che è stato detto così bene da altri che hanno preso la parola, di essere veramente attenti, di fare la propria parte, di evitare le scorciatoie, no? Ecco, questo diventa, e poi soprattutto una cosa, di uscire, io vedo questa enfasi che si fa sulla legalità, chiedo scusa, questa bandiera che tutti usano sulla legalità. Ma aveva ragione, avete pazienza, Giovanni Falcone, quando un giorno, con grande intelligenza, disse che la lotta alla mafia è un impegno di legalità e di civiltà. E quindi lui diceva che la legalità, certo, è importante, ma anche la civiltà. E quando diceva civiltà vuol dire che era necessario tutto il resto, cominciando dalle politiche sociali, cominciando dal lavoro, quei territori, quei contesti, eccetera. Ora, allora, ognuno è chiamato, molti hanno scelto però la legalità maleabile e sostenibile. Se mi conviene, rispetto le regole, se non mi conviene, non le rispetto. È diventata una bandiera però che tutti usano, quasi una carta di identità che viene tirata fuori a seconda delle circostanze. Il cavallo di Troia, dentro le quali si nascondono anche gli uomini del malaffare, perché sono i primi che dicono di essere per la legalità. E noi abbiamo visto in Italia organizzare manifestazioni, poi in alcuni casi intercettati i mafiosi, che parlavano con chi organizzava, facce d'angelo, persone insomma, che non erano ufficialmente riconosciute con dei reati in quel momento. E ho visto bravi parroci, bravi presidi, l'abbiamo visto, in corteo, con le manifestazioni contro la mafia promossa dai mafiosi. Anche questo è successo nel nostro paese, nel nome di questa legalità. La legalità è importante, fondamentale, ma deve essere chiaro che è lo strumento, è il mezzo, non è il fine, per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. E Falcone lo diceva con quel passaggio, chiamando in gioco la civiltà, vuol dire quei servizi, quegli interventi. E soprattutto non c'è legalità senza uguaglianza. Allora diventa importante, la legalità è fondamentale per la crescita umana e per lo sviluppo sociale. Ma è il mezzo, lo strumento, che deve creare quelle leggi, quei meccanismi per creare giustizia, per creare, perché non ci siano quei vuoti, perché quei vuoti che si creano, a riempirli, spesso sono proprio le organizzazioni criminali e mafiose. Loro fanno alleanza. Loro hanno creato alleanze, perché le tre più grandi organizzazioni criminali, ma qui ci sono persone che queste cose me le insegnano, 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra. E vedrete che presto arriverà, perché
c'è molto lavoro, stanno lavorando, arriveranno anche loro. La quarta mafia, quella foggiana, di Cerignola, di San Severo, quella del Gargano, potente, perranno sottovalutata, non presa in considerazione, arriveranno anche loro. Ma le altre tre si sono già messe insieme, hanno creato alleanza tra di loro, ognuno ha i loro mercati, i loro affari. Ma è noto, per che cosa l'hanno fatto l'alleanza? Hanno loro realizzato delle agenzie di servizi per riciclaggio del denaro, si sono messi insieme. E ci sono degli uomini cerniera dentro queste agenzie di servizi, uomini cerniera, che sono la gran parte professionisti, che hanno competenze per poter riciclare quel denaro e metterlo nei canali legali, tra virgolette. Sono professionisti. Sono quelli che stanno da queste parti. Spesso. Allora, voi capite che noi dobbiamo, ognuno nei propri ordini professionali, quando dicevo non l'etica nella professione, ma etica come professione. Certo. Ma l'ha detto bene i presidenti qui dell'ordine che ho sentito prima, i primi a dire la loro preoccupazione, la loro scelta, anche il loro mal di pancia ho sentito dire quando hanno dovuto bloccare qualcuno perché bisognava dire non va bene, sei fuori. Questa è la strada. E ognuno poi si cala nel proprio contesto, nei propri territori. No, perché tutti quanti poi siamo cittadini. E allora dobbiamo fare la nostra parte. Ci sono delle belle cose nel nostro paese. Sosteniamole, incoraggiamole, valorizziamole, riconosciamole. No. E cerchiamo di fare in modo che nei nostri territori si possa sempre allargare di più. Loro ci sono, ma loro ci sono proprio tanto. E tutto questo denaro apre di nuovo. Qualcuno dice no, ma noi vi leggeremo. Certo, non è in discussione il lavoro che i magistrati e le forze di polizia faranno. Questo non è mai in discussione, perché loro lo fanno quel lavoro. Ma la marea di movimento che c'è, bisogna fornire anche nuove tecnologie, bisogna fare in modo di strumenti, di mezzi, bisogna rinforzare alcuni presidi importanti, fondamentali, mentre noi dobbiamo allargare i nostri presidi di cittadini, di associazioni, di movimenti. Ripeto, collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, non mandarla a dire, in modo corretto, puntuale, scomodo. Poi ti arriva anche il fango, ma non importa, se non fanno quello che devono fare. Certo. E Libera c'è anche nei territori, c'è in Veneto, c'è a Padova, c'è in tutta Italia, anche nel mondo, no? E insomma, per quanto possiamo fare anche noi come singoli cittadini, forse anche dare una mano, rendere noto che esiste Libera e supportarla quando è possibile. Sì, date una mano sui beni confiscati come ingegnere, quando si rimettono a posto, Sì. no, Ecco, per a fare le esempio. cose giuste, anche da chi ce ne sono che l'hanno fatto e l'hanno fatto con generosità. E poi incoraggiamo l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, che è stata un'altra battaglia per averla negli anni, no? Perché c'è tanto che può essere restituito alla collettività. Ecco, purtroppo i 350 milioni che erano stati stanziati per i comuni, che a loro volta potevano rilanciare per utilizzarli, a rimettere a posto dei beni confiscati, per renderli funzionanti, sono stati poi tolti, auspicando che poi vengano recuperati, come è stato detto, da altre parti questo denaro. Però sono stati già tolti da lì, e allora uno è un po' inquieto. Capisco Anche benissimo. sono i sindaci che sono preoccupati, perché andavano ai comuni che a loro volta rilanciavano per recuperare, avevano investito per far fare dei progetti, avevano già pagato dei consulenti e si sono trovati molti comuni in difficoltà rispetto a questo. Speriamo che si possa recuperare questo, perché è uno schiaffo alla mafia. Loro non sopportano vedere che la loro villa
è diventato un centro per ragazzi o per donne in difficoltà o per persone. Sì, sì. L'altro giorno ero ad Assisi, scusate, l'altro giorno ero in un piccolo paese, San Giusto nel Canavesano, no, 2000 abitanti, una villa confiscata. Pensate, lì abitava, faceva gli incontri, uno dei più grandi trafficanti al mondo di droga. 2000 abitanti, un piccolo paese, San Giusto Canavese, paese di brava gente, sapete, di brava gente, per dirvi la capacità di stare in un certo modo, no? Certo. E poi finalmente, poi loro sono scappati, si chiamano Assisi di cognome, sono stati poi catturati in Brasile, lui e il figlio, ma per dire dove meno te l'aspetti, loro ci sono. Tocca a noi essere anche attenti, vigili. E so quando qualcuno vede certe cose, no, dice ma che strano. Allora, e chiudo perché sennò viene paralizzati, mi permetto di dire una cosa. Ci sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo, un dovere civile, una sfida morale. Io dico anche un imperativo etico. Dobbiamo avere il coraggio di avere più coraggio, in modo serio, attento, mai retorico, demagogico, ecco. Ma quando intuiamo delle cose, quando vediamo delle cose, quando percepiamo, no. Allora c'è chi ascolta. Loro si sono mai tirati indietro. Mai, mai. Tocca a noi trovare questa forza in un certo modo. Ma lo dico come cittadini, perché certe cose le vedi, le percepisci, no? E poi non dobbiamo lasciare soli quanti si sono messi in gioco. Certo. Non dobbiamo lasciarli soli, dobbiamo accompagnarli, essere loro vicino, come è possibile. Se fanno le cose giuste, evidentemente diventa importante. Ecco. Grazie mille. A voi. Grazie mille davvero.